E qui a Durello Friends siamo in compagnia di Roberto Zorzin, che è geologo e curatore della sezione di geologia e paleontologia al Museo Civico della città di Verona. Quindi stasera è un amico del Durello qui a Borgo Roccasveva. Ci spiega l'importanza dei suoi studi, del territorio che caratterizzano proprio i vitigni del Durello. Allora, diciamo che dal 1999 la mia sezione sta lavorando in Pesciara con l'aiuto della famiglia Cerato per lo scavo di materiale paleontologico. Nel 2007, durante la campagna di scavo in Pesciara, abbiamo rinvenuto numerosi reperti, fra cui il pesce che abbiamo presentato questa sera, che abbiamo pensato di dedicare alla Lessinia come genere e come specie al vino Durello. Questa idea è nata assieme al paleontologo Alexandre Banikov dell'Accademia delle Scienze di Mosca, col quale lavoriamo da oltre 30 anni. Allora, Verde Nord-Est è in compagnia del professor Attilio Scienza che svolge la sua attività principale presso l'Università di Milano. Al professore vogliamo chiedere questo. L'uva Durella, già il nome caratterizza un po' la buccia spessa di questo vitigno. Ci dice qualcos'altro a livello di caratteristiche proprio di questo vitigno? Beh, è un vitigno che sembra direi selezionato per fare vini sfumanti, perché ha un'acidità importante, ha un pH basso, ha direi una presenza di sostanze naturali fortemente antiossidanti che consentono a questo vino di essere mantenuto anche con basse dosi di solforosa. Nel passato ha avuto meno fortuna di adesso, perché da un lato la tecnica sfumantistica era meno sofisticata, era meno raffinata, e quindi questo è un vitigno di una regione marginale, di una zona non così importante come può essere il Soave, e quindi probabilmente veniva utilizzato da taglio per correggere le acidità di altri vini. E poi perché la moda dei vini sfumanti è impazzita, è veramente, quindi la volata la stanno tirando i prosecchi, la stanno tirando anche il Lambrusco, anche il Moscato d'Asti, e quindi in questa moda devo dire che questo vino, questo vitigno si trovano molto bene, hanno una collocazione molto precisa, molto importante, perché non assomigliano a nessuno degli altri vini sfumanti, è un vino di grande personalità e che coltivato e infinicato bene può dare veramente delle grandi soddisfazioni. Io penso che il futuro è veramente nelle mani di questo vitigno per questi viticoltori. Io penso che avrà un grande successo in futuro. Allora, Durello Friends continua, e qui c'ho un vero amico del Durello, però è assolutamente fuori concorso, ed è il direttore del Consorzio Tutela Vini Lessini, Aldo Lorenzoni. Aldo, grazie di esserci ancora. Come sta andando la serata? Non ci sono per la famiglia, però direi che 10 anni di Durello Friends hanno fatto molto bene al Durello. Oggi il Durello diventa una cosa estremamente interessante per chi ama scoprire qualcosa di nuovo in tavola. Il progetto di quest'anno è proprio dedicato a tutti quei ristoratori che in qualche modo si assoppiscono un po' sulle loro carte dei vini. Abbiamo dimostrato che il panorama vitinologico italiano, e non solo, abbiamo vini che arrivano da tutto il mondo, è molto variegato, ci sono tanti vitigni assolutamente originali e questi possono dare spumanti assolutamente interessanti. Quello che si beve qua in questi 3 giorni praticamente è quasi impossibile trovarlo sulle carte dei vini, quindi ci aspettiamo tanto interesse. 10 anni di Durello Friends non sono passati invano, siamo cresciuti molto, siamo diventati, credo, oggi la vera sorpresa enologica del Veneto. Ci piace pensare così, anche alla luce degli interessanti progetti che abbiamo di internazionalizzazione. Continuiamo con Durello Friends, un altro amico del Durello, davvero molto amico, perché è il premio giornalismo Durello 2013 Franco Zigliani. La curiosità è che non è originario delle colline veronesi, bensì di Milano, ma conosce bene questo vino.
Lo conosco bene, dalla prima volta che l'ho assaggiato mi sono innamorato del Durello. Io sono un grande appassionato di bollicine, di metodo classico, e questo è un vino completamente diverso da qualsiasi altro, e per quello che mi è piaciuto è un vino che fa capire benissimo che viene da una terra alta collina, montagna, una grande freschezza, una grande mineralità, ha tutto per corrispondere alle caratteristiche dei vini che amo. Quindi equilibrio, freschezza, acidità e eleganza. Ecco. È un metodo classico con un carattere peculiare che fa capire che arriva da una zona particolare.